Autonomia del Veneto, referendum 22 ottobre, occasione o truffa? Eccoci qua per parlare di questo referendum del 22 ottobre. Noi provocatoriamente abbiamo parlato appunto di occasione o truffa, un punto interrogativo. C'è chi dice che questo referendum serve solo a chi lo fa, ci sono delle ovviamente divergenze di vedute. La cosa importante è che per i veneti c'è l'occasione di tornare alle urne a distanza di 151 anni dal voto, del famoso voto del plebiscito di Venezia, delle province venete e quella di Mantova, che avvenne il 21 e il 22 ottobre del 1866. Un plebiscito, un voto in quel caso lì, con cui il Veneto è stato annesso al Regno d'Italia e che insomma, per tanti si è trattato come dire un plebiscito truffa, e quindi allora il voto del 22 ottobre assume un significato un po' diverso. Allora, il quesito di questo referendum, vediamo se la regia ci propone la grafica, eccolo qua. Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? Allora, un quesito che per tanti è un po' troppo semplice, diciamo che dice e non dice. Inizierei da Marco Zabai, vicepresidente del Comitato Veneti per l'Astensione, che probabilmente, no, proprio anche sul quesito e sulla necessità di questo referendum pone qualche punto interrogativo. Beh, potete leggerlo tutti, mi sembra definirlo semplice, addirittura esagerato. È tra l'altro una domanda a cui non può avere effetto dopo il referendum questa risposta, dato che non si dice quali forme, non si dice quali sarebbero queste condizioni particolari che dovremmo avere, e quando in realtà quello che la Regione sarebbe dovuta chiamare a fare è quella di avere una proposta, di fare una proposta sulla base della quale poi si può costruire un dibattito, una discussione. Ecco, questa cosa qui non sta venendo fatta. Quello che sta venendo fatto è una forma sostanzialmente retorica per portare i veneti appunto all'interno di un clima in cui non si capisce la differenza tra autonomia e indipendentismo, viene buttato tutto nel mucchio, si fanno uscire libelli chiamati Venexit, si parla di sogno indipendentista autonomista, insomma si fa una gran confusione che cosa vuole nascondere? Vuole nascondere quella che è un'ennesima presa in giro. Questo referendum non porterà assolutamente a un automatismo per cui al Veneto verrà riconosciuta un'autonomia fiscale o altri tipi di cose che riempiono la parola di chi ne sta proponendo il voto e soprattutto il sì. Voglio chiarire una cosa: noi non siamo contrari all'autonomia, l'autonomia è una cosa seria, l'autonomia è una cosa importante, un'autonomia fatta però a modo giusto, quindi che vada a premiare le autonomie locali, a dargli i servizi, a permettergli di governare proprio il proprio territorio. Questa cosa qui però non ne possiamo parlare perché non c'è una proposta in campo rispetto a questo. La domanda che viene fatta è solo per coprire sostanzialmente un vuoto politico che in questo momento la Regione ha rispetto a tutte le partite che le passano per le mani. E vedo che Guadagnini sorride. Vuole replicare? Dopo sentiamo anche Zaia cosa ha detto. Allora, guardi, la genesi di questo referendum è scritta ormai, verrà scritta nei libri di storia, immagino. C'è stata una grande iniziativa dei partiti indipendentisti per far votare al Consiglio regionale nel 2014 una legge per celebrare il referendum per l'indipendenza. Alla fine si è riusciti a votarla e quindi il Consiglio regionale si è preso la responsabilità di votare una legge per indire un referendum per l'indipendenza. Le forze che costituivano la maggioranza in quel periodo hanno a questo punto depositato un'altra proposta di legge per far celebrare un referendum sull'autonomia. Quella proposta di legge aveva 5 quesiti che andavano dal vuoi tu che la Regione Veneto diventi a statuto speciale fino a questa. Allora questa è l'unico quesito che la Corte Costituzionale ha salvato ed è sostanzialmente la ripresa dell'articolo 116 finché parlava il mio collega. E allora ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti la materia, cioè
nella proposta di legge sono andati a prendere l'articolo 116 della Costituzione e il quesito più blando dei 5 era esattamente questo. Voglio dire, se non ci date, scusa un momento, se non ci date l'indipendenza, non c'è almeno sta roba qua. Quindi Zaia non aveva altro da fare se non prendere quello che è venuto fuori dalla Corte Costituzionale e non modificare neanche una virgola, perché se l'avesse modificata gli avrebbero detto che la Corte Costituzionale non gli ha permesso di fare niente di diverso e quindi il referendum non l'avrebbe fatto. Allora, fino a qui Zaia ha fatto tutto perfettamente, non poteva fare altro. Tra l'altro, è vero questo, subisce un boicottaggio totale e continuo da parte degli organi dello Stato, che sono inverecondi per quello che stanno facendo, perché se hanno paura del referendum sull'autonomia, siamo a un livello di democrazia sotto i tacchi delle scarpe. Quindi questo referendum non viene fatto in questo modo perché non c'era altro modo di farlo. Il grande significato di questo referendum è simbolico. Finalmente il popolo veneto può votare rispetto alle forme di autonomia che caratterizzano il proprio governo. È evidente, come ho detto prima, che le persone, i cittadini hanno diritto di votare da qui fino all'indipendenza e è troppo lunga poi spiegare perché, ma la Corte Costituzionale dovrebbe dichiararsi incompetente quando un popolo chiede di celebrare un referendum per l'indipendenza, per una serie di ragioni che potremo approfondire. Detto questo, è chiaro che a questo punto è fondamentale che i veneti vadano a votare, che ci sia un grande risultato per il sì, dopodiché Zaia potrà utilizzare questo mandato popolare. Lo sentiamo da lui, Guadagnini, l'abbiamo incontrato oggi perché ieri è stato presentato il Comitato dei Veneti per l'astensione, oggi è stato presentato il Comitato per il sì, è presente appunto il governatore del Veneto Zaia, l'abbiamo incontrato, sentiamo. Direi che questo è il referendum non della politica ma dei veneti, dei nuovi veneti, di coloro che hanno deciso di vivere in Veneto. È fondamentale ricordare che è bene che tutti noi andiamo a votare, poi si va a votare per il sì come farò io, si voterà per il no, per astenersi, ma l'importante è che ci sia una conta, no? Che si capisca una volta per tutte se noi veneti vogliamo l'autonomia oppure no. Dopodiché il giorno dopo il Veneto non sarà più quello di prima, non arriverà subito l'autonomia, ma inizieremo una trattativa seria alla luce di un bel risultato elettorale. Ma guardi, la Costituzione, e quindi a leggi invariate, la Costituzione repubblicana prevede 22 competenze, 19 dirette e 3 che sono esclusive dello Stato, delegabili in base agli articoli 116 e successivi della Costituzione alle regioni. Questa possibilità esiste dal 2001 ad oggi non c'è una regione che ha avuto almeno una di quelle 22 competenze. Noi cosa faremo il giorno dopo? Le chiediamo tutte e 22, il che vuol dire che 19 miliardi di tasse restano in Veneto, li investiremo noi su quelle competenze, non li daremo a Roma per poi darci dei servizi che non sono degni di questo nome. Ecco, molto sintetico, come sempre il governatore ha sintetizzato. Professor Casen, sarà così? Cioè l'espressione dei veneti aiuterà nella trattativa con Roma? Beh, un risultato comunque, anche se simbolico, comunque dà un'indicazione politica della volontà della gente. Quindi bisognerà tenere conto che sia positivo o negativo, comunque la politica a livello, diciamo, romano dovrà tenerne conto e questo è molto importante. Io vorrei andare indietro nel tempo. Il Veneto ha sofferto dal dopoguerra ad oggi una sorta di vessazione, perché tutto quello che il Veneto ha dato fino adesso, e non sto difendendo il Veneto o i veneti o l'irridentismo veneto, non è stato restituito, cioè quello che calcola il tagliacarne, diciamo, che il Veneto rispetto alla sua popolazione, che ha un reddito decisamente elevato, diciamo che è tra i primi in Europa e tra i primi in Italia, che sarà massacrato dalle banche che sono fallite. Comunque non ha avuto come riscontro, come restituzione dallo Stato italiano perlomeno una parte di quelli che sono le prebende che ha mandato a Roma. Questo non avviene solo adesso, è sempre avvenuto dal dopoguerra ad oggi e il Veneto si è costruito da solo, non ha avuto aiuti. Se avesse avuto gli aiuti che ha avuto la Sicilia in maniera spropositata, con soldi che andavano a finire in mano alla mafia, ai partiti e a tutte le varie... Sicuramente il Veneto sarebbe
la prima regione d'Europa, e lo è comunque tuttora. Allora a Roma arrivano i soldi ma non si sa come vengono spartiti, e la decapitazione della Democrazia Cristiana non fu un caso, fu l'esito di 50 anni di mala gestione dei soldi italiani. Erano talmente ingrassati i responsabili della Democrazia Cristiana che all'inizio degli anni 90 cedettero volentieri il potere a Craxi, alla fine negli anni 80, perché non era necessario, ne avevano combinate talmente tante che era necessario questo passaggio. E poi venne Mani Pulite. Mani Pulite, purtroppo l'esito di Mani Pulite non fu positivo come la gente sperava, e creò un movimento politico che non rappresentava poi, alla fine la gente si accorse che non era rappresentativo della volontà del paese. I veneti subirono questa vessazione dalla dopoguerra fino a oggi. Credo che ci sia la necessità che tutte le regioni concorrano alla salute e al soccorso delle altre regioni, ma è inimmaginabile che talune regioni abbiano quantità di denaro talmente spropositato rispetto a quello che producono. Allora l'unica maniera perché imparino un po' di economia è lasciare che languino nel loro humus, anche perché la Sicilia non è povera. La Sicilia ha il maggior numero di sportelli bancari e non è casuale. E finisco qua. Musato, allora un po' un commento a quello quanto è stato detto fino adesso, ma anche poi vorrei ricordare quelli che sono stati i suoi trascorsi, diciamo. Comunque lei è balzato agli onori della cronaca nazionale e non solo, per appunto prima internazionale, poi italiana. Gli italiani sono venuti perché prima sono arrivate la BBC, la CNN e le altre TV del mondo. Mi riferisco al referendum di indipendenza del Veneto digitale che abbiamo organizzato nel 2014. Che dire, una cosa secondo me appare che non è presente nel dibattito ma va detta. L'autonomia è una utopia per un motivo molto semplice, perché l'autonomia richiede che ci sia un'approvazione della maggioranza del Parlamento italiano in cui siedono i rappresentanti delle regioni che godono del furto dei soldi del Veneto. Qualcuno mi deve spiegare qual è il processo per cui i rappresentanti delle regioni che godono di questo furto dei soldi del Veneto debbano rinunciare, fare un atto di sacrificio e rinunciare a questo ben di Dio. Qualcuno mi deve ancora spiegare come politicamente potrebbe accadere questa cosa. Allora, è evidente invece che il percorso che la classe dirigente regionale del Veneto ha deciso di intraprendere è l'esatto opposto di quello che ha deciso di intraprendere la classe dirigente catalana. La classe dirigente catalana, di fronte all'ovvio ostacolo che pone la Corte Costituzionale spagnola, decide di portare avanti il diritto di autodeterminazione e fa celebrare il referendum di indipendenza, sebbene la loro Corte Costituzionale dica no, non si può fare. La classe dirigente veneta invece piega la testa, sì signor Paron, e scrive esattamente il quesito che la Corte Costituzionale gli ordina di scrivere. Guardate che persino in Lombardia fanno un quesito un attimino più aggressivo di quello del Veneto, questo non ve lo vengono a dire. E allora non è certo con l'atto di servilismo che si ottiene la libertà, ma anzi, visto che si parlava prima di Giulio Cesare, è con l'esercizio coraggioso del proprio diritto di autodeterminazione che ci voleva più coraggio, insomma, secondo lei ci voleva più coraggio avere... più coraggio, ci voleva un minimo di coraggio, perché questo che è venuto fuori è semplicemente l'esecuzione di un ordine della Corte Costituzionale italiana. Di sicuro per quella strada non c'è la libertà, perché quello che purtroppo non si dice ai veneti è che il giorno dopo
con il loro voto, che sarà sicuramente plebiscitario, con un sì enorme, essi delegheranno il loro diritto di autodeterminazione, rinunceranno al loro diritto di autodeterminazione e daranno la totale carta bianca al Parlamento italiano, al governo italiano, al Parlamento italiano, per decidere del destino del Veneto. Ditemi se questa è autodeterminazione, ditemi se è un percorso che è percorribile con un minimo possibilità di successo. Adesso vediamo di fare rispondere anche gli altri. Guadagnini. No, allora, secondo me è un tantino tirata questa interpretazione e come ho detto prima, la differenza fondamentale che c'è tra la Catalogna e il Veneto sono due differenze fondamentali. La prima è che la Catalogna è partita molto prima nella rivendicazione del processo di autodeterminazione, dopo aver condotto per anni trattative per avere maggiori ambiti di autonomia. A un certo punto una forza politica paragonabile alla Lega, che si chiama Convergenza e Union, dopo che ha visto una manifestazione popolare straordinaria in un'occasione di una loro festa che si chiama Diada, milioni di persone in piazza, il loro capo politico che governava si è dimesso. Era una forza autonomista più o meno come la Lega di centrodestra, si è dimesso, è andato a elezioni dicendo: a me non basta più il percorso autonomista che si deve necessariamente fare con il Parlamento del governo centrale. La differenza fondamentale è questa: l'indipendenza implica l'autodeterminazione e il fatto di essere indipendenti e non dover trattare con Roma. L'autonomia purtroppo deve seguire i binari previsti dalla Costituzione. C'è il passaggio parlamentare. Allora, in quel caso il presidente, che si chiama appunto Artur Mas, si è presentato agli elettori e ha detto: io mi candido per portare la Catalogna all'indipendenza. Ha vinto le elezioni, non ha fatto il referendum, ne ha fatto uno autogestito più o meno non digitale come quello di Gianluca, però più o meno il referendum era di quel tipo lì. Dopodiché si sono ripresentati un'altra volta richiedendo lo stesso mandato, una composizione di forze che andava dal centro-destra fino alla sinistra, tutte le forze indipendentiste. Infatti adesso in Parlamento di Catalogna ci sono gli indipendentisti contro i centralisti, che sono di centro-destra e centro-sinistra da una parte e anche dall'altra. Hanno rivinto le elezioni con grande fatica, dopo aver avuto il 50% e più di voti per 2 volte, hanno fissato la data del referendum e adesso hanno l'obbligo di votare, e credo che voteranno nonostante le minacce farlocche che fa Rajoy e la sua banda. Ma la differenza fondamentale è questa, che bisogna vincere delle elezioni con un mandato popolare dei veneti. Non ci sarebbe alcun dubbio che bisognerebbe votare. In questo momento non c'è il mandato popolare, diciamo così. Certo. Prima di un attimo di pazienza, Zamai, perché volevo proporvi, allora, cosa è successo? Si vota il 22 ottobre, lo diciamo, ma si vota anche in Lombardia. In Lombardia i sindaci, un nutrito gruppo di sindaci della sinistra si è espressa per il sì. Allora, sentiamo cosa ha detto Giorgio Gori, che è sindaco del centro-sinistra a Bergamo. Sentiamo. Non è un appoggio al referendum di Maroni, è l'esigenza di spiegare ai lombardi su che cosa davvero vanno a votare, visto che Maroni racconta il referendum del 22 di ottobre parlando di tutt'altro, cioè raccontando che riguardi la possibilità di trattenere in Lombardia decine di miliardi di euro, ogni giorno cambia numero, 23, 25, 54. Quindi rispetto a questa operazione di mistificazione del significato del referendum, noi che abbiamo sempre espresso una convinzione sull'importanza dell'applicazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione, che peraltro è stato il centro-sinistra a inserire nel testo costituzionale nel 2001, ribadiamo che di quello vogliamo parlare, su quello siamo a favore e anzi abbiamo già avanzato delle proposte, cioè riteniamo per esempio che i temi dell'ambiente e della ricerca per l'innovazione tecnologica siano temi che la Lombardia dovrebbe chiedere di poter esercitare direttamente. Questa è una decisione che riguarda i lombardi, perché non sono tutti gli italiani chiamati a votare il 22 di ottobre, lo sono i lombardi, noi siamo amministratori di città importanti di questa regione, quindi prendiamo un'iniziativa, ovviamente con la speranza che il Partito Democratico sia il primo ad aderire, a seguire, a promuovere questa cosa presso i suoi amministratori in giro per la regione. Allora, anche
numerosi esponenti della sinistra che del Partito Democratico si sono espressi a favore dell'autonomia e a favore del sì a questo referendum, anche se prendono le distanze. Però poi alla fine, allora l'impressione o il dubbio che nasce è che si cavalchi un po' l'onda, diciamo, di quello che è, come dire, non perdiamo il treno e agganciamoci anche noi. Sì, si chiama sudditanza culturale, alcuni la direbbero. Beh, avete fatto sentire la voce di uno che si sta candidando a fare il presidente della regione contro Maroni l'anno prossimo, non dobbiamo dimenticare che la Lombardia vota l'anno prossimo, quindi è un contesto un po' diverso rispetto al Veneto, quindi è chiaro che ha tutto l'interesse anche a non apparire come al di fuori troppo di un cerchio che ritiene invece utile presidiare. Quello che il nostro discorso comunque, ripeto, è diverso. Noi sosteniamo l'astensione perché? Perché prima è stato detto che il referendum sarebbe più un gesto simbolico. Ecco, io spendere 14 milioni di euro come dei cittadini, dei veneti, per un atto simbolico, ed è stato definito dalla stessa regione un sondaggio formale quando nell'appello contro quando appunto ha presentato la cosa alla Corte Costituzionale, quindi lo riconosce essa stessa proprio come un sondaggio. Ecco, 14 milioni di euro per un sondaggio li ritengo esagerati. Altra cosa da dire rispetto appunto al mandato che si dice, io ritengo che sia importante che ci sia, cioè i momenti di democrazia sono assolutamente importanti, ma la democrazia non è solo forma, la democrazia è sostanza. Dobbiamo vedere l'ultimo episodio elettorale del Veneto, non è 1000 anni fa, è 2 anni fa. 2 anni fa il presidente della regione Zaia è stato eletto con una maggioranza secca in cui la proposta era assolutamente quella di andare a chiedere questa autonomia. Se ci andiamo ad aggiungere anche chi ha sostenuto nell'ultimo consiglio il voto sulla legge su questo referendum, andiamo a vedere che c'è una maggioranza dei veneti, di chi ha votato alle elezioni, certo, chi ha sostenuto partiti che volevano chiedere più autonomia. Allora il processo era molto semplice. Invece il mandato popolare c'era, chiaro, su questa proposta. Nessuno può dire che Zaia sia illegittimamente il presidente dell'ente regione e titolato a portare avanti questo tipo di proposta. Doveva farlo, doveva attivare quel percorso lì. E non è vero se Zaia dice esiste dal 2001, nessuna regione ci è mai riuscita. Intanto c'è da dire che sono poche le regioni che l'hanno attivato e hanno provato ad attivarlo, e sono ancora meno quelle che lo hanno attivato con un piano serio di investimento. L'ultima volta in Veneto probabilmente risale al 2006 su proposta dell'opposizione, tra l'altro. Ricordiamoci che chi sta proponendo adesso questo referendum governa questa regione da 22 anni. Esiste dal 2001 questa possibilità, dal 2001 al 2017 mai stata tirata fuori dal cappello e portata avanti concretamente, anche quando governavano loro, perché la proposta del 2006 portata a approvazione nel 2008 Zaia era ministro dell'agricoltura del governo Berlusconi, quindi era ancora più titolato a portare avanti questo tipo di cose dentro il governo con una maggioranza assolutamente favorevole a lui. Perché non è stato fatto prima? E questa è la domanda. Perché viene fatto adesso? Adesso viene fatto perché si vogliono coprire tutta una serie di incompetenze, io credo, e di inconsistenze di quella che è la politica veneta. Abbiamo visto, siamo circondati... Secondo voi è uno strumento È una pura operazione di un gran polverone che viene tirato su, riempito di retorica, la scelta del 22 di ottobre, che ricordiamoci, Zaia ha detto che i veneti speriamo che votino come diversamente, all'opposto dell'ultima volta del 1866. Non so, vuole che torniamo con l'Austria, non so, è una cosa, e soprattutto i veneti del 1866 non sono il Veneto del 1866 non è il Veneto del 2017, lui è presidente di una regione, avrebbe la responsabilità di riconoscerlo. Professor Casen, prima Busato diceva ma questa autonomia è un'utopia alla fine. Si parte sempre da un'idea. Allora, intanto è molto sentita dai veneti, perché i veneti, per i motivi che dicevo prima, ma anche motivi precedenti, sono sempre stati vessati dal governo romano. I veneti, ricordiamo che fu la repubblica più antica e più longeva della storia umana, quindi circa 1200 anni, e quando qualche doge alzò la testa per riuscire a prendere il potere
e poter creare una dinastia, perché all'epoca era questa la tradizione, fu decapitato e la Repubblica divenne più forte. Questa è la cosa fondamentale. Il ballottaggio deriva dalla parola veneta. Ma non solo, ma per esempio la che usiamo su internet deriva da un simbolo commerciale usato dai veneti per il commercio, eccetera. Quindi le tradizioni sono molto forti. La regina Elisabetta I, quindi siamo all'epoca di Shakespeare, scriveva il Doge di Venezia in veneto perché temeva di non essere capita, in quanto l'inglese proprio non lo usava nessuno. Ma non solo, ma lo stesso Shakespeare conosce perfettamente l'Italia, e quindi una delle supposizioni che ci sia stato, e ci sia stato anche bene, perché poi di tutte le sue opere ben 4 riguardano il Veneto. E quindi diciamo che la Bisbetica Domata, l'Otello, Giulietta Romeo e il Mercante di Venezia sono tra le opere più belle e interessanti di Shakespeare. Il Veneto è una regione che è stata cancellata dalla storia dopo l'unità d'Italia, ed era l'operazione di disinformazione che la scuola e la storia e la università italiana ha compiuto dopo l'unità d'Italia. Troppe cose c'erano da raccontare del Veneto, di Venezia e di come questa Repubblica si è conservata. Gli incarichi, per esempio, a Venezia potevano durare solo 3 mesi. Perché dopo 3 mesi il livello di corruzione poteva intaccare quella che era la saggezza dei giudizi che doveva dare l'incaricato nel gestire determinate cose delicate della Repubblica. E l'incarico era perfino segreto, perché nessuno sapesse dove andare per pagare e corrompere. Sembra proprio l'Italia di adesso, mi sembra, no? Quindi siamo coi vaccini, dove il grande sospetto è che le multinazionali si riescono a cambiare la faccia di un governo che sta in piedi per sbaglio, e che questa urgenza di togliere la patria potestà a mezzo mondo, no, a tutti gli italiani e le famiglie italiane, come se fossero dei dementi, no, da parte di un ministro, dà l'idea di come viene governata l'Italia in questo momento, dove il cittadino non è nessuno. Io ti posso togliere la patria, è la cosa più importante che una famiglia ha, il resto, i soldi in banca non contano niente. Io posso gestire la salute di mio figlio, ma sto anticipando un argomento. Allora, bisogna che intanto le nostre università venete cominciano a raccontare la storia veneta e a obbligarla. Le scuole, non solo l'università, spieghino che cos'era il Doge, che non era il capo, e il Doge non aveva nessun potere, aveva soltanto il carisma di gestire la Repubblica, e dopo c'era tutto un apparato molto solido e molto importante che ha condotto la gestione della Repubblica Veneta per 1200 anni. Allora direi che tornare a avere consapevolezza e ricordare la propria storia è molto importante, perché c'è un detto che chi non ricorda la propria storia è destinato alla scomparsa. Questo è il momento di dare uno stimolo, da qualunque parte esso venga. Il coraggio è venuto a Zaia perché per motivi politici, economici, tutti i motivi che lui ha indotto a prendere questa decisione. Ben venga, purché questa decisione crei uno stato di salute mentale dei veneti e che vadano a votare con scienza e coscienza, e dal risultato poi ne trarremo le conseguenze per poter andare avanti. Bisogna partire da qualche parte, quindi ritengo che sia essenziale. Poi è chiaro che questo ha un costo, e questo costo è abbastanza pesante, però diciamo usciamo malconci da una impresa titanica come il Mose, che costerà oltre 5 miliardi. No, 6 miliardi è lo stato attuale, sì. 5 miliardi, ma se noi lo completiamo non basteranno 10,
perché dovremmo demolire tutti i cantieri e nessuno ha contezza di quanto costerà, e dove butteremo milioni di tonnellate di cemento su cui sono stati costruiti questi cantieri, che quando saranno abbandonati a se stessi non si sa che fine faranno. Questa è follia totale, per cui 12 milioni dedicati alla decisione di cittadini di andare a votare, tutto sommato ritengo chiunque abbia preso questa decisione siano ben spesi. Bene, adesso sentiamo ancora il Presidente del Veneto Luca Zaia, che un po' di tempo fa è stato ospite qua nei nostri studi della trasmissione condotta dal collega Borile Primus Inter Pares, dove ha spiegato perché non si è andati a Roma a trattare, perché l'articolo 216 della Costituzione prevede la possibilità di avere appunto queste forme speciali di autonomia previa trattativa con il governo. Sentiamo come ha risposto. Quello che è. Noi abbiamo tentato di cambiare il quesito, il governo non ha accettato. Sai cosa avevamo messo in quel quesito nuovo? L'articolo 116 della Costituzione. Cioè dicevamo ai veneti: volete voi tutte queste competenze? L'articolo 116 è una miriade di competenze possibili e quindi a questo punto molti osservatori, pochi, dicono: non ha senso fare referendum, vai a trattare a Roma e ti danno l'autonomia e evitate di spendere 14 milioni di euro. Guardi, l'articolo 116 della Costituzione, che se fosse applicato tutto alla lettera e dato a una regione, quindi tutte le competenze, certo, ci farebbe diventare come Trento e Bolzano. L'articolo 116 della Costituzione è stato scritto nel 2001, modifiche al titolo quinto. Sa quante regioni in Italia hanno avuto anche una sola competenza di quell'articolo? Quante? Zero. Come mai? Ma perché è ovvio. È un interesse dello Stato non farlo. Ma la verità è che ci ha provato la Toscana, ci ha provato la Lombardia, ci ha provato il Veneto, ci ha provato l'Emilia Romagna. Non danno competenze. Allora, perché loro continuano a dire venite a trattare? Perché sanno che la Corte Costituzionale, perché noi andiamo a votare e facciamo il referendum perché abbiamo vinto una sentenza contro Roma, perché Roma ci ha impugnato il referendum, ha fatto di tutto per non farci andare a votare. Loro sanno che la Corte Costituzionale nella sua sentenza dice il Veneto può andare a votare, però la votazione del referendum deve essere fase anteriore ed esterna alla trattativa. Se io vado a trattare salta il referendum, certo, e sono fottuto, è finita, fine. Quindi noi diciamo andiamo a trattare dopo il referendum. Ecco, questa è la linea questo peraltro un'intervista di un po' di tempo fa. Zabai vuole... Sì, allora, è facile venderla in questo modo qui per il semplice fatto che chiaramente nel momento in cui lo convochi è su quella convocazione che viene espressa la sentenza della Corte Costituzionale, non è su una fase precedente, non è che si chiede un parere, c'è stata un'impugnazione dopo una legge e su quella la Corte Costituzionale ha dato il parere. Quindi è ovvio che a quel punto si sarebbe svolto il referendum, ma la scelta politica andava fatta prima. Ripeto, chi ha la responsabilità di gestire la regione del Veneto, quindi di rappresentare i veneti, di curare gli interessi dei veneti in questo momento, non è nuovo a questo lavoro dall'anno scorso o dal 2015, in un modo o nell'altro tra consiglieri regionali, comunque partiti o comunque anche nella stessa figura del Presidente, è presente da molto tempo. E i governi che ci sono stati di vari colori, anche vicini alle posizioni, anche con i membri stessi cioè Zaia è stato ministro, lo ripeto, quindi non è che sono mancate le occasioni, è mancata la volontà politica di perseguire una cosa. Perché questo? Perché in fondo non si è voluto, non interessa veramente a chi ci governa in questo momento, io credo, cambiare le cose. Perché? Perché per adesso diciamo che hanno potuto fare più o meno quello che hanno voluto, secondo me non così bene. Guadagnini. Allora, Zabai poi aveva anche sollevato alcuni punti interrogativi appunto sulla necessità del referendum che dice maschera un po' quello che forse non è stato fatto in questi anni. Guardi, allora ci possono essere delle responsabilità di sicuro, poi che la trattativa con Roma sia di difficile attuazione, se non impossibile attuazione
su questo c'è poco da dire, mi pare che l'abbiamo detto un po' tutti. Sicuramente può aiutare un grande mandato popolare, perché andare lì, come ha appena detto il Presidente, in base alle norme previste all'articolo 116, quando anche i timidi tentativi fatti da alcune regioni hanno sortito l'effetto che hanno sortito, ti impacchettano e ti mandano a casa e la trattativa finisce con un nulla di fatto. È probabile onestamente che finisca lo stesso con un nulla di fatto, ma se hai dietro 2-3 milioni di voti, almeno puoi dire: non ascoltate me, ma ascoltate il mandato popolare. Può darsi che comunque vada a finire male, perché, come diceva Gianluca prima, c'è una serie di equilibri in Italia, per cui ci sono 18-19 regioni che ci guadagnano e che hanno rappresentanti proporzionali agli abitanti, 2-3 regioni che finanziano le altre. In Parlamento sono in minoranza quelle che ci rimettono, sono le solite Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, di conseguenza non ci saranno mai i numeri per votare delle leggi che redistribuiscono i soldi, anche perché io, se fossi un calabrese che comunque vive in situazioni di disagio, perché ricordiamo che il reddito pro capite della Calabria è la metà più o meno di quello del Veneto, la metà. Di conseguenza si terranno anche tutto, ma si tengono comunque molto poco, vivono male in Calabria, e se un mio rappresentante eletto in Calabria mi venisse a dire: beh, guarda, sai cosa c'è? Siccome adesso in Veneto ha fatto il referendum, dobbiamo rinunciare alla metà che abbiamo rispetto al Veneto e a dargli un terzo, un quarto in più a loro, io gli dico: ma hai bevuto o sei proprio normale tu così? Di conseguenza è chiaro che quelle forze politiche destra e sinistra faranno fatica a votare leggi che danno più soldi alla Lombardia, al Veneto e all'Emilia, che sono le 3 regioni più ricche d'Italia. Quindi, dal punto di vista del meridionale è fantascienza, di conseguenza difficilmente si arriverà. Resta il fatto che però, e a questo punto non restano alibi, siccome c'è una strada che non implica la trattativa con Roma, ma implica soltanto un mandato popolare, come ricordava prima Gianluca, che come è avvenuto in Catalogna, si va avanti per l'indipendenza, cioè fare un'altra legge che prevede che il Veneto celebri un referendum per l'indipendenza esercitando un diritto sacrosanto che è quello all'autodeterminazione, che è ratificato da fior di trattati internazionali, non è scandaloso per niente. Nel momento in cui il Veneto mi dice: io voglio che tu faccia questo referendum, io lo faccio, ma mi metto a ridere se a Roma mi dicono che non posso farlo, mi metto a ridere, io lo faccio, voglio vedere come fanno a fermarmi. Dopodiché, se i Veneti decidono di diventare indipendenti, ma non ci sono santi, che il diritto di decidere la forma di governo dal quale essere rappresentato è dal 1776 che è attivo, non dai trattati internazionali, perché Thomas Jefferson ha scritto una dichiarazione di indipendenza che è poesia pura, nella quale dice: ci sono eventi dei quali a un certo punto uno Stato, questa era una colonia dell'impero inglese e non aveva storia, cioè Thomas Jefferson che l'ha scritta era lì da 3 generazioni, cioè il nonno era già scozzese, cioè era scozzese, si sono trasferiti, era lì da poco tempo, lui si considerava americano, nessuno gli poteva andare a dire che era ancora scozzese, io sono americano, punto e basta. Ha scritto sta roba dicendo: se il popolo americano, che si autodefinisce tale, vuole l'indipendenza, noi diventiamo indipendenti, punto, su questo non si discute. Stessa cosa dovremmo fare anche noi. Se noi ci reputiamo popolo e abbiamo la storia che ha ricordato il professore prima, che è straordinaria, difficilmente imitabile da qualsiasi altro popolo al mondo, quindi c'è anche questo. Nel momento in cui diciamo: ragazzi, noi vogliamo diventare indipendenti, punto, basta, ma non se ne parla proprio, a meno che la radice di chi si oppone sia dittatoriale, antidemocratica, antiliberale, e di questo ho un grosso sospetto, ma noi andremo avanti lo stesso, insomma. Ma senta, Busato, ci potrebbe essere qualche analogia con la Brexit? No? Allora, il referendum che è stato c'è un'analogia con la Brexit, nel senso che se c'è un difetto che i veneti purtroppo hanno ereditato dal dominio italiano, è il provincialismo, cioè noi non ci rendiamo conto come veneti, prima lo diceva il professore, che siamo in realtà una potenza e come Stato indipendente saremmo una reale potenza. Io avevo coniato lo slogan Veneto indipendente, Singapore d'Europa, ben più di quanto lo siamo adesso, anzi purtroppo adesso sotto l'Italia invece, se nel 2006 eravamo al 6° posto
come reddito pro capite rispetto agli altri Stati europei, purtroppo in 10 anni abbiamo perso più di 10 posizioni. E il dramma è che con l'andamento demografico, con la situazione economica, con la pressione fiscale che subiamo, con una gestione italiana assolutamente immorale e irresponsabile, stiamo soffrendo gravemente. I veneti, le imprese venete, le famiglie venete stanno soffrendo gravemente e stiamo perdendo posizioni. Allora cosa succede? Succede che perdendo ulteriore tempo con questo processo che l'abbiamo detto, sappiamo non porterà a niente, perché purtroppo non abbiamo i voti sufficienti in Parlamento per poter far approvare alcunché. È evidente che invece abbiamo perso quell'occasione di intraprendere la strada, come hanno fatto i nostri amici catalani, di perseguire il nostro interesse, l'unica strada possibile. E voglio dire questa cosa, attenzione, mentre l'autonomia appunto è utopia perché non hai la possibilità di ottenerla, non hai i voti, noi abbiamo dimostrato che invece il referendum di indipendenza si può fare, noi lo abbiamo fatto. Quindi semplicemente con la tecnologia, con il progresso umano che c'è stato, non c'è alcun impedimento nemmeno tecnico, nemmeno burocratico, affinché la Regione Veneto eserciti il proprio diritto di autodeterminazione e faccia celebrare a lei un l'autonomia non basterebbe? Non è che non basterebbe, è impossibile. A me potrebbe anche piace, ma l'autonomia non la decidono i veneti, l'autonomia la decidono i politici italiani, che figurati se ce la danno, perché non ne hanno alcun interesse. È come chiedere come dire, a un dittatore che si deponga da solo. Non è mai successo nella storia, mai succederà adesso. Non abbiamo i numeri, non abbiamo la possibilità tecnica di ottenerla, perché in Parlamento siamo solo l'8% e il restante 92%, possiamo magari togliere un po' i lombardi, va bene, ma diciamo che comunque il 70-80% dei parlamentari non ha alcun interesse a concedere l'autonomia del Veneto. Qualcuno mi deve spiegare tecnicamente perché o noi acquisiamo un grande potere economico e corrompiamo personalmente i singoli parlamentari italiani che votino contro gli interessi dei loro cittadini, oppure alternative non ce ne sono, ragazzi, è inutile nascondersi. È un'ottica di contrapposizione che vede sostanzialmente, se è tutta basata su un'idea sostanzialmente della coperta, ma l'autonomia non è solo soldi. Vabbè, allora a noi interessano intanto i soldi, poi il resto ce lo gestiamo. Certamente, ma ci facciamo tutte le coperte del mondo con i nostri soldi. Il punto è che quando si parla, io sto parlando del termine proprio dell'autonomia, quando si chiede di poter gestire, l'autonomia chiede di poter gestire direttamente più cose. Questa cosa qui appunto passa, non vedo questo come tolga qualcosa a qualcuno. Per quanto riguarda il resto, la discussione sul federalismo anche che è stata iniziata illo tempore ha senso, ma questa è stata fatta dappertutto, in termini di collaborazione tra più regioni, più contesti che richiedono le stesse tipi di condizioni portate avanti assieme. Questo tipo di logica, ripeto, non è il merito di questo referendum e questo bisogna ribadirlo. Il motivo per cui io sostengo e noi sosteniamo di astenersi è perché vogliamo che i cittadini veneti non siano presi in giro per un'ennesima volta con uno spreco milionario di risorse, e quindi riteniamo che l'unica risposta possibile a questo sperpero di risorse sia un messaggio di astensione attiva, che significa decidere. Perché non siamo contrari all'autonomia, non siamo contrari all'aprire una discussione su questo. Noi siamo assolutamente per un modello di autonomia che possa appunto, ripeto, di discutere di che modelli di autonomia vogliamo avere. Noi non siamo contrari all'autonomia, lo ribadisco ancora una volta. Il motivo per cui non voteremo no, noi non parteciperemo proprio perché partecipare a questo referendum significa legittimare uno spreco di risorse pubbliche e un gran polverone che va a coprire quelle che sono le inadempienze e le incapacità della nostra classe dirigente, e questo è il motivo per cui noi ci asterremo. Io invece, a differenza in parte del capitolo di Gianluca, a me non basta neanche l'autonomia, cioè se a me proponessero lo statuto speciale del Trentino Alto Adige io direi di no. E perché? Perché, come ha detto Marco prima, la faccenda non è solo economica. Quando si cita Singapore, giustamente si cita una area metropolitana che 40 anni fa aveva metà del reddito pro capite del Veneto e adesso ce l'ha tre volte, cioè se noi abbiamo uno loro hanno 3 per ciascuno,
loro sono 5 milioni come noi, che ha interpretato quello che sta avvenendo a livello globale in maniera molto efficiente, ha avuto una classe politica straordinaria all'avanguardia che ha saputo attirare investimenti. Quello non è un paradiso fiscale, è un posto dove con 3, 5, 6% delle imposte sul reddito sono ricchissimi, perché offrono servizi per cui le grandi imprese, le grandi società, i grandi proprietari, gente che ha milioni di reddito, va lì perché trova tutto quello di cui ha bisogno, in più paga anche poche tasse che non guasta. Allora si sta creando a livello globale una rete per cui si stanno infrastrutturando nodi, che sono queste aree metropolitane, che hanno delle strutture completamente diverse rispetto alle elefantiache burocrazie degli stati nazionali. Cioè, fare il federalismo significa cercare di mettere le mani sulla macchina, sulla bianchina del 1960, non va più, che cambio il carburatore, cerchiamo di andare avanti. Adesso ci sono motori elettrici, bisogna dotarsi del motore elettrico, non del motore che aveva la bianchina nel 1960, quello è andato. La struttura dello Stato nazionale, piramide gerarchica, incentrata sulla separazione di ogni Stato rispetto agli altri. Tutti i problemi che ha l'Europa sono dati dal fatto che è gestita da Stati nazionali che pensano al loro tornaconto e mai a quello degli altri. Bisogna pensare al Veneto come a una struttura come Singapore, cioè un'area messa in orizzontale, veloce, dinamica, che sa attrarre investimenti. Uno Stato nazionale non ci riuscirà mai. Sentiamo il professor Casani a proposito, cosa dice? Ma è sicuramente un passo avanti, quantomeno a una unità, diciamo così, sociale e geopolitica del Veneto, perché ci possiamo contare, cioè i veneti si possono contare, poi chi governerà sarà nell'intelligenza di chi governa e dell'opposizione prendere vantaggi per i veneti, non è una guerra tra partiti. Ecco, io vorrei specificare che non c'entrano le ideologie qui, non c'entra niente, fare del bene del Veneto. Allora, siccome i soldi del Veneto vanno a finire per esempio a Reggio Calabria, no? Io vorrei ricordarmi, così abbiamo un po' di contezza, che la Salerno-Reggio Calabria, dicono, ma non è vero, è stata finita l'anno scorso, no? Ecco, i migliaia di miliardi di lire e i miliardi di euro di adesso che sono stati spesi in 60 anni, perché tanto è durato questa cosa infinita, sembrava la torre di Babele, no? Ecco. Dove sono andati a finire questi soldi? Di una cosa non fatta, in tasca alle mafie. Attenzione, le mafie stanno venendo al nord, cioè sono al nord a comprare i beni dei Lombardi, dei Veneti e di tutte le altre regioni. Provate ad andare a comprare qualcosa in Sicilia, vedrete cosa succede. Allora, io ho provato per mia esperienza a comprare un villaggio turistico in Calabria, no? A Cirella Diamante. Me ne sono fortunatamente liberato. Non che abbia avuto vessazioni, non potevo fare assolutamente nulla. Cioè non potevo, era completamente congelato, qualsiasi cosa io chiedessi o che facessi era notoriamente un diniego, cosa che invece chi l'ha acquisito, uno del posto molto importante, ha immediatamente dato spazio a delle attività meritevoli, quindi a lui il merito di questo. Allora questa non è l'Italia. Dobbiamo svegliarci una volta per tutte. Allora bisogna, per poter, non dico combattere, ma quanto avere una pari dignità di cittadinanza, non è che dobbiamo fare gli asini e gli altri ci montano in spalla. Bisogna che noi abbiamo la nostra dignità nel poter fare quello che facciamo. E vorrei fare un accenno alla fine delle nostre banche, che non è tipicamente veneta. Io vorrei che questi procuratori della Repubblica si dessero una mossa e andassero fino in fondo e che il governo prolungasse la prescrizione dei reati, anche se postumi, anche se dopo, perché non possiamo lasciare che queste cose succedano senza che ci sia un colpevole.
E non è questione se il Zonin ha fatto o non ha fatto, ci sono ben altre persone dietro a Zonin. Questa è una cosa molto importante e allora i veneti devono riprendersi la propria autonomia, ma non tanto perché vogliono essere autonomi da un punto di vista ideologico, perché l'autonomia consente un sviluppo socio-economico che può fruttare anche al resto d'Italia. Allora, in questo punto la convergenza delle forze politiche intelligenti deve portare a una connessione, a un risultato positivo, un passetto avanti, poi ognuno liberamente prenderà le proprie decisioni. Allora adesso, prima di fare un ultimo giro, perché dobbiamo ovviamente andare avanti con la trasmissione, volevo, se la regia ci ripropone i sondaggi che abbiamo mandato online questo pomeriggio, così ormai siamo quasi in chiusura di votazione, vediamo se ce le ripropongono. Vi ricordo 2 quesiti, uno relativo appunto al referendum del 22 ottobre e l'altro invece relativo al decreto Lorenzin. Eccolo qua. Allora, referendum autonomia Veneto, il 22 ottobre andrai a votare. I nostri amici della rete, delle nostre pagine Facebook, assicurano la loro presenza alle urne per esprimere il loro voto. Vediamo anche quello successivo relativo al decreto Lorenzin, dunque se il decreto Lorenzin deve essere convertito in legge, dunque se deve diventare operativo a tutti gli effetti, e in questo caso l'81,3% dice di no, quindi si dice contrario. Allora, un ultimo giro di opinioni. Busato, allora, capisco che lei prema per l'indipendenza, il referendum per l'autonomia parteciperà, voterà? Dipende se gli organizzatori mi convinceranno ad andare a votare. Al momento non mi hanno ancora convinto. Cosa serve per convincerli? Mi devono dare delle motivazioni per cui questa cosa ha un senso. Io sto aspettando di ascoltare le motivazioni di chi lo ha indetto per capire. Fino a questo momento non ho capito una cosa, non ho capito la strategia, mentre appunto in Catalogna è ben chiara la strategia e prevede, come dire, l'esercizio del diritto di autodeterminazione. Nel caso, come dire, della classe dirigente veneta mi pare che sia il solito tentativo elettoralistico di sventolare la bandiera del Veneto per poi tradire le speranze e le istanze dei veneti. Questo avviene da 30 anni e, ahimè, purtroppo, vedendo lo stesso meccanismo che si ripete e non vedendo una dichiarazione di una strategia ben precisa che ci dica quando il Parlamento italiano boccerà oppure approverà una forma molto all'acqua di rose di presunta autonomia, non ci dica cosa si farà. Ecco, di fronte a questa mancanza di reale concretezza del disegno politico che c'è dietro, io al momento non ho motivazioni che mi spingano a spendere la benzina per andare a votare, però sono fiducioso che mi venga data una spiegazione in questo senso. Ecco. Marco Zabai, voi non andrete a votare, continuerete la vostra campagna referendaria, quindi? Assolutamente sì, noi continueremo la nostra campagna per l'astensione e anzi invito a visitare la nostra pagina Facebook Veneti per l'astensione, il nostro sito in cui è leggibile l'appello che abbiamo fatto. Ripeto, il motivo è semplice: siamo stufi di essere presi in giro, siamo stufi di essere traditi e presi per i fondelli da una classe dirigente che ormai spara le sue ultime cartucce coi soldi dei veneti. Questa occasione è l'ennesima volta in cui questa classe dirigente vuole farci credere qualcosa per qualcos'altro. Però siete favorevoli all'autonomia? L'autonomia è una cosa seria, ci sono dei percorsi per ottenerla, quei percorsi andavano intrapresi, questo serve soltanto a Zaia per coprire appunto le sue inadempienze. Guadagnini. Allora, ci sono 2 motivi per cui bisogna assolutamente che questo sia un tripudio, non un plebiscito. Il primo è che i veneti devono cominciare a gustare il bello di andare a votare per decidere del proprio destino. Si comincia con questa cosa
con questo referendum per l'autonomia e si comincia ad allenarsi. Poi arriveranno anche le partite più importanti di sicuro. Il secondo motivo è che se non ci fosse un grande risultato ci si ritorcerebbe contro sta roba, perché se ascoltassero le sirene dell'astensione, Roma il giorno dopo ci dice ma se non lo volete neanche voi, perché se ci sarà un grande risultato diranno vabbè potevate fare meno di farlo, la trattativa la facciamo lo stesso, quindi non è servito. Se invece non c'è il risultato previsto diranno avete visto, e neanche i veneti vogliono l'autonomia, di conseguenza Roma, viva Roma per sempre, di conseguenza. Quindi, per fare in modo che non diventi un'arma che ci si ritorce contro, tutti a votare, bisogna che ci sia un grande successo del sì, dopodiché se Roma anche di fronte a un grande successo del sì dovesse negare ambiti di autonomia al Veneto, c'è l'altra strada che è pronta e che noi percorreremo di sicuro, che è quella dell'indipendenza, che arriverà comunque. Certo. Professor Casen. C'è un'alternativa che è forse più realistica di fronte a una negazione da parte del governo centrale, che sicuramente non si farà mancare, è quella della macroregione, cioè riuscire a creare una macroregione che sia comprensiva dei Friuli, del Trentino Alto Adige e del Veneto, in modo tale da creare una sorta di macroregione che poi fisiologicamente e storicamente è compatibile con la vecchia Repubblica Veneta, questo se vogliamo dargli un connotato storico. Questo potrebbe essere l'inizio invece di una sorta di autonomia diversa e graduale, ed è da un punto di vista diciamo tecnico è più fattibile, perché questo percorso, per quanto sia agognato da tutti, sarà molto difficile da percorrere. Bene, allora ci fermiamo qua per questa prima parte della nostra trasmissione. Grazie a Gianluca Busato, presidente di plebiscito.eu, grazie ad Antonio Guadagnini, consigliere regionale di Siamo Veneto, grazie a Marco Zabai, del vicepresidente del Comitato Veneti per l'Astensione. Andiamo in pubblicità e arriviamo subito con il decreto Lorenzin e torneremo a parlare di vaccinazione tra poco.